Come ho accennato nella memoria depositata prima dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato, la Difesa dello Stato ritiene che l'intervento dell'Associazione Indipendenza Veneta sia inammissibile in base a quella che è la giurisprudenza di codesta Corte che più volte si è pronunciata in questioni di questo genere. Però poiché il collega avversario ha esteso la sua richiesta di ammissione anche a profili che riguardano più strettamente quella che è la nostra difesa tecnica, vorrei chiarire un paio di cose portare un paio di cose all'attenzione della Corte. Anzitutto noi abbiamo depositato tempestivamente la memoria per questa udienza e mi dispiace che i colleghi non ne abbiano avuto visione prima di stamattina, ma io ero convinto naturalmente che l'avessero ritirata dalla cancelleria mentre ancora l'abbiamo trovata insieme. Un'ora fa l'abbiamo trovata insieme giù nelle raccolte della cancelleria. Mi dispiace che il collega abbia trovato offensiva l'espressione che abbiamo utilizzato quando abbiamo segnalato quello che può essere il pericolo rappresentato da questa manifestazione elettorale, però su questo vorrei chiarire bene due cose essenziali. Nessuno si sogna di negare la libertà di parola e la libertà di pensiero della cittadinanza o qualsiasi soggetto o qualsiasi individuo del nostro Paese. Quello che noi abbiamo sostenuto è che sulla base della vostra giurisprudenza l'ammissibilità del referendum propulsivo è limitata, deve essere contenuta nei limiti degli strumenti costituzionali e quindi noi abbiamo chiesto che questo avvenga nei limiti della Costituzione. La libertà di pensiero e la libertà di pensiero del popolo e la sovranità anzi del popolo che si reclama in questa vicenda da parte di Dipendenza Veneta è fuori discussione. Quello che noi contestiamo assolutamente è che esista un popolo veneto, perché dopo l'annessione avvenuta nel 1865, di cui Controparte parla abbondantemente nel suo ricorso, il popolo veneto è diventato il popolo italiano e da questo momento in poi la libertà di parola e la libertà di pensiero è del popolo italiano. Noi contestiamo che sia ammissibile un referendum che sia promosso da una parte soltanto esclusiva dell'elettorato. Solo in questo senso noi ci opponiamo alla richiesta e quindi proponiamo un ricorso contro la legge della Regione Veneto che ha istituito questo referendum. E i valori della Costituzione a cui Controparte appassionatamente, con passione che condivido pienamente, si richiama sono gli stessi a cui ci richiamiamo noi nel fare riferimento essenzialmente e principalmente all'unità d'Italia come un valore incontestabile e indiscutibile. Insisto quindi perché l'intervento dell'Associazione Indipendenza Veneta sia dichiarato inammissibile. Quanto alla seconda legge, la numero 16 del 2014, essa prevede l'indizione di un referendum consultivo su un unico quesito di cui do lettura: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Il Presidente del Consiglio dei Ministri denuncia anche qui la violazione dell'articolo 138, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte già citata, dove la Corte ha già sottolineato che detta disposizione affida alla rappresentanza politico-parlamentare il compito di modificare la Costituzione, mentre il voto popolare è chiamato ad esprimersi solo a posteriori per confermare o arrestare quanto deciso in sede parlamentare. Sul piano sostanziale, prosegue l'Avvocatura dello Stato, è denunciata una gravissima lesione del principio costituzionale dell'unità della Repubblica e quindi dell'articolo 5 della Costituzione, che configura la Repubblica italiana come uno Stato unitario, basato sulle autonomie e non su pretese forme di sovranità regionali. Da ultimo il ricorso censura anche per la legge per violazione dell'articolo 81 per mancanza di adeguata copertura finanziaria. La Regione Veneto osserva che la consultazione prevista nella legge in questione non sarebbe altro, cito, che un sondaggio formalizzato, i cui esiti sono al momento ignoti e imprevedibili, che ha di mira la conoscenza della volontà degli elettori del Veneto circa la scelta dell'indipendenza.
Il senso dell'iniziativa dunque sarebbe proprio quello di stimolare una informata e libera manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione da parte dei cittadini. Né la legge impugnata né il referendum da essa prevista rappresenterebbero di per sé un atto di separazione del Veneto, e di qui l'infondatezza di tutte le censure relative all'articolo 138, 5 Costituzione 114. Quanto all'articolo 81, il finanziamento delle spese previste non sarebbe riversato sulle Regione, in quanto se i privati e le imprese non elargiranno alcunché, dice la Regione, tutto si tradurrà in un nulla di fatto. In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato osserva in particolare che il referendum è cosa diversa da una libera manifestazione del pensiero dei cittadini, trattandosi invece della promozione da parte dell'ente regionale di un'iniziativa formalizzata in un testo di legge mirante a dissolvere l'unità del Paese e a negare la sovranità dello Stato per rivendicarla a se stessa. Dal canto suo la Regione a sua volta ha replicato e ha insistito sul carattere non lesivo della legge impugnata e della carenza di attuale interesse all'impugnativa da parte dello Stato. Questo sinteticamente quanto risulta dai due ricorsi, Presidente.